L'impatto che avrà, che ha già avuto la crisi delle banche con oltre 10 miliardi di perdite, abbiamo preoccupazione che sicuramente avrà ricadute importanti sul tessuto produttivo. Si parla di più di 1000 aziende coinvolte. La CISL porta attorno ad un unico tavolo tutte le banche del Veneto, il governo, la regione e gli industriali. Il tema è quello dello tsunami che ha travolto Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. Oggi a Padova è il faccia a faccia per fare chiarezza e portare tutta la preoccupazione del sindacato che chiede un intervento della politica per riportare fiducia e forza al sistema bancario veneto, indebolito dopo le note e dolenti vicende. Ecco le domande che la CISL ha rivolto direttamente ai dirigenti Cristiano Carrus di Veneto Banca e Francesco Iorio della Popolare di Vicenza. Quali banche rimarranno nella nostra regione? La seconda, che tipo di azioni verranno prese per i risparmiatori e in maniera particolare quei risparmiatori fragili, deboli? E gli impatti sui livelli occupazionali, come rilanciamo il tessuto produttivo veneto, perché oggi il tessuto produttivo veneto è alla ricerca di credito. La magistratura deve dare al più presto una risposta ai risparmiatori che sono stati truffati. Allo stesso tempo bisogna sostenere le aziende coinvolte nella perdita di capitale per attutire il contraccolpo. Queste le parole del senatore del PD Santini, intervenuto nel convegno. Bisognerà affrontare, penso che sia un tema anche del convegno di oggi, ed è importante tutto quello che dovrà fare il sistema istituzionale, politico, per sostituire tutto questo credito che sostanzialmente non ci sarà più per molto tempo nel Veneto. E qui questo richiama direttamente il sistema produttivo, la necessità di sostenere anche dal punto di vista del capitale le aziende, perché molte aziende avranno un contraccolpo forte dalla perdita di valore delle azioni, dalla cancellazione delle azioni, e quindi si rischia di avere poi un contraccolpo anche occupazionale, produttivo, quindi a danno si aggiungerebbe danno, quindi bisogna intervenire e operare in questo senso.